Un declassamento inaccettabile per il quale viene chiamata alla mobilitazione l'intera città. Nelle nuove schede regionali che classificano le 68 strutture ospedaliere venete, il San Giovanni e Paolo di Venezia viene ridimensionato a ospedale di base, la più bassa delle 3 qualifiche previste. Un problema serio perché intanto implica appunto un declassamento che porterà sicuramente a riduzione di finanziamenti, poco scarso interesse da parte dei primari ad essere davvero interessati a rimanere a Venezia. Il problema poi per questa città è proprio quello di sentirsi sempre spremuta e mai accontentata. Le schede ospedaliere, ha risposto in un comunicato l'Ulstra Serenissima, sapranno conciliare le esigenze di sostenibilità del sistema sanitario veneto e quelle dei singoli territori, con l'opportuna valutazione della specialità di Venezia. Siamo andati insieme alla Municipalità del Lido e al Coordinamento della Sanità Pubblica a parlare con i direttori dell'Ulstra che ci hanno rassicurato sul tema dei posti letto. Non si può pensare che, siccome c'è l'ospedale Hub che è l'Angelo di Mestre, i pazienti o coloro che hanno problemi a Venezia necessariamente devono volare a Mestre. Alla fine dovrebbe essere riconosciuto il particolare status di Venezia, con un bacino d'utenza enormemente più grande rispetto a quello dei semplici residenti. Nel frattempo però sono in tanti dal mondo politico e sindacale a chiedere una presa di posizione decisa al sindaco Luigi Brugnaro. Dal punto di vista politico è evidente che la pressione deve essere forte. Il nostro sindaco, che è preoccupato molto per i ponti, adesso il cavalcavia sopra la stazione, il ponte che collega le fondamenta nuove al cimitero. Ecco, questo sarebbe forse il caso di lasciar perdere e magari pensare ad altro.